Voi state lavorando ad una sanità senza letti e a chi vi dice, insomma, e parla delle medicine di gruppo, lei che cosa risponde? Ma che le medicine di gruppo sono la nostra invenzione, prova ne sia che sono nel nostro piano sociosanitario, ne abbiamo già attivate 100 peraltro e non sono nella legge nazionale, quindi è la nostra invenzione. Dall'altro dico sanità senza letti per estremizzare, ma per dire che noi vogliamo far star poco il paziente in ospedale e lo abbiamo dimostrato. L'ospedalizzazione media a parità di patologia in Veneto è 7 giorni contro i 30 giorni di qualche regione d'Italia. L'altro tema è quello dell'assessorato alla sanità. Le è stato chiesto appunto una grande attenzione nei confronti, esatto, sanità e sociale. L'importanza per questo assessorato, quindi insomma in qualche modo in futuro, che programmi ha lei? Beh, dico, non posso innanzitutto non ascoltare i suggerimenti del professor Ferro, che penso che basti guardare qui per vedere il paradiso terrestre. E dall'altro devo dire che sarà una scelta importante anche perché non solo per la qualità della spesa, che abbiamo già investito 3 miliardi e mezzo in 5 anni, ma anche per la qualità dei nostri interlocutori. Noi non consideriamo un fine corsa il tema del sociale, ma consideriamo un punto sul quale investire. E come diceva il professor Ferro, cioè, l'anziano ha i neuroni che si rigenerano, non dobbiamo pensare che l'anziano è a fine corsa. Prova ne sia che abbiamo sempre più centenari e noi puntiamo sui centenari. Potranno garantire ancora zero tagli al sociale? No, noi lo garantiamo noi, fermo restando che il governo sta facendo veramente marmellata di tutto quello che c'è. Sono aumentate le tasse, si fanno tagli su cose utili e non si tagliano gli sprechi. Voglio solo ricordare che in Veneto un pasto in ospedale costa 6,5 € e in giro per l'Italia costa ancora 80-60 euro. Prima andiamo a tagliare lì, prima di venire in Veneto, a me sembra logico. A proposito di tagli agli sprechi, ieri Moretti ha detto adesso vi facciamo vedere noi veramente come si fa a tagliare gli sprechi. Cosa risponde? Ma è che noi ci siamo, ma ci siamo da un pezzo, abbiamo eliminato i vitalizi, prova ne sia che il futuro della regione è solo pensione in base ai contributi che versi come qualsiasi lavoratore o qualsiasi cittadino. Abbiamo iniziato ad aggredire i vitalizi di chi ce li ha già, dei vecchi consiglieri, e prova ne sia che siamo in causa perché ci hanno fatto causa.